Vediamo se ci mostrano dalla regia l'Arianna, ecco qua, forse questo, no? Sì, questo, allora questo ci è... spieghi, sembra niente, però... Questo è un modello in miniatura. Praticamente questo è un sistema che abbiamo attivato insieme, anzi collaborando con l'Area Science Park anche di Trieste, dove c'è una parte meccanica elettronica e una parte software. Che cosa fa? Semplicemente individua la percentuale di rifiuto all'interno dei cassonetti che sono dislocati sul territorio. Questa informazione viene trasmessa ad un centro di raccolta informazioni, quindi un database, che proietta le immagini su una semplice Google Maps, ad esempio. Quindi uno strumento anche di facile utilizzo per l'utente normale che riesce ad interpretare l'informazione, in modo da organizzare nello specifico e ottimizzare la raccolta e ovviamente ottimizzare non solo la raccolta ma anche tutti i costi connessi ad essa. Mi spieghi come si ottimizza, così chiariamo il discorso. Per esempio, se abbiamo cassonetti su tutto il territorio, uno è vuoto, l'altro è mezzo pieno, l'altro è strapieno, certo, chi fa il giro lo fa comunque sempre. Infatti, con questo sistema lì dove è vuoto non c'è andare. Infatti, con un algoritmo specifico creato ad hoc sulla base della conformazione del territorio viene creato il percorso ottimale per andare a individuare i cassonetti che sono realmente pieni e che necessitano vuotatura, e quindi si risparmia su carburante, su personale e su emissioni soprattutto. Anche perché la tecnologia, me lo spiegava lei, permette di collegare qualsiasi camion al centro che al centro dati e ricevere in tempo reale le informazioni per ovviamente operare sul territorio. Quindi risparmiamo in carburante, risparmiamo in tempo e risparmiamo anche in inquinamento. Infatti.